Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di OF da Molde. Oggi tengo su piacere di avere come ospite il dottor Salvatore Sarigu, che è il presidente del Sozio Saberto l'Antica, che si occupa del sportello linguistico in Metal Biddas, del Capegiosso o della Sardegna. Benvenuti, dottore. Grazie per l'invito e chi sia su desardo. Giustamente, infatti, che siamo in questa occasione può un pago comparsire qualche meledu sopra la politica linguistica. Noi parliamo sul pago di politica linguistica, di società in Sardegna e finza a desoperato desassocio Saberto l'Antica che Narimos si occupa del sportello linguistico regionale, ma finza del sportello comunale noditos come uffizioso della lingua sarda che servono proprio per valorare la lingua nostra in una graetore finza contemporanea, come vediamo pure un nobo inganne del nobo frighe del pago sul termine Berto l'Antica che invece è una sardo bio finza in crae contemporanea. Da quanto anni storia esiste Saberto l'Antica? Quando è stata, quando è nascita da questa realtà? Dunque, s'associo Saberto l'Antica che tiene di 6 in Bidere Mosa, io ho incominciato a incarrerare lavoro a pezzo della lingua, della lei 482 del 99, e punti passati 20 anni, vari di Ariseo che ho incominciato, ma 20 anni sono punti passati. Dunque, io ho in questo 20 anni penso commenti la lingua è stata maneggiata, è stata finza traballata in settori differenti della cultura, ma finza in situazioni di traballo. Dunque, potevo suonare che io subio su tretto che ha seguito la lingua sarda in questi ultimi 20 anni. Dunque, infatti, poi in questo 20 anni in specifico Tore di quale attività ha fatto proprio operativamente, non solo corso intendisco di grammatica in sardo, di alfabetizzazione che a me dal sardo ad l'umano lamentamo noi ischini manco su sardo e dunque è stata curiosità da me finza a persone manna che hanno imparato l'italiano ma non hanno imparato su sardo. Te operativamente il fatto. Dunque, finza i inditus della regione a pizzus delle attività che il sportello doppianta fai antidentiu finza un'evoluzione, no? Già da una innanzi a primizio si incominciata con attività di più che tutto di traduzioni de attos formali, commenti deliberas di Ecinendi, poi a pustisi de gusto, insomma, questa cataloga sa gente non è che via da interessata a me, dunque c'è stata vinta un'altra fase di ponni attenzioni, sa mirare più che tutto a pizzo delle comunicazioni, delle comunus, e poi c'è stata vinta una fase no, che gusta di cercare di fare animazioni a pizzo della lingua sarda e animazioni olinai ponni in mezzo entro dei comuni su questo che punti gli attori sociali, se nunca fai collaborazioni con consultas, fai collaborazioni con associus che esistenti in suo comune, collaborazioni con le biblioteche, ludoteche e finza con le scuole. Dunque in questa fase no, della lingua teniamo finza la possibilità di fare bessissa la lingua e da fare vivi in mezzo a gente e finza a incuriosire questa gente a questo chiesti sa scrittura, poi una cosa che in Sardegna che tutto soralitadi a due comprendi su sardo c'era nascite già dotto a due questionai che qualcuno più bravo, sa scrittura invece è proprio un'altra questione. Dunque c'è finza curiosità a pizzo di questa questione. Dunque questo sapunna che noi teniamo in noi e questo deve essere su sardo, ma deve essere finza in mezzo a sa gente, no? Deve essere gusto su dretto che noi esatto su la finza della parte politica deve vai. Difatti poi non deve essere, non abbiamo sempre una lingua relegata
devono sempre a Suzzilleri, può imparare insomma, può semplificare un vago, ma deve essere una lingua normale imparata in qualsiasi ambito della società, della cultura, fino alla saffittianità, a suvittiano. Ha dato il fatto a livello operativo, a livello dei sportelli linguistici. Invece in questa scuola è stato qualche progetto, qualcuna cosa che i suoi operatori hanno fatto, o medas chi hanno proposto qualche cosa in sardo dentro della scuola? È un tema che tuttora della scuola non va sì, su sardo devi entrare e tornare in questa scuola, questo è proprio la punta principale, che su sardo diventa una materia finza di studio, materia di comunicazione dentro questa scuola, questo non può fare altro che arrivare a sabunna generale che non so teneso, che questo deve arrivare ad un bilinguismo, no? Poi questo è su dritto che io le so sighieri. Dunque, se noi come ti associo teneso, perché a capire mia questo casinao, teneso una visione della lingua che è in una grai moderna, non so questione del sardo a capiamo su folklore, che è una parte in manna dessa cultura e mai danno denga da questa situazione, ma noi abbiamo questa visione di una lingua che deve mostrare sul mondo di oggi. E dunque abbiamo sperimentata in situazioni, cursus che vunti in di oggi. Dunque, noi abbiamo fatto cursus di ingresso in lingua sarda e finza in scuola, ho fatto cursus di fotografia digitali, cursus di nell'arte, make-up artist, che è un fuedos americanos, ingressos, ma che può intessi un corso che può intessi a mostrare a sa perfezione finza in lingua sarda. Dunque tenere una visione della lingua moderna e questo è il corso che ci caso de volta e vinza in scuola. Se deve ho fatto un corso di magia in una scuola di Savipiesa, di infanzia, e in cui più si vienta macchiato, in cui accappiasa due situazioni, la bellezza della magia e poi questa lingua che so antintegno mancai che ancora botta di Saiaius, ancora una botta da subabba e da sa mamma, che però mostra una cosa di bella che li è proprio sarte della magia. Dunque chi lui ci casa deve fare un traballo in questa direzione. Poi più non tenenti pregiudizi, non tenenti stropos in conca, dunque ci arrennescisi ad un carrerai bene su sardo e questo va stata come una lingua normale, poi più. Questo devono che tocca da traballare me dentro questa scuola, ma con una direzione che è custa, non scetti a due presentare come una lingua di Sant'Igorio, poi chi tu fai un traballo di questo tipo, che da sì. Serrao in uno furrungoni e in cui parla da questa lingua. Aumentiamo pure a questo proposito, dottore, ha dato il spizzino, so che i studi, so che bene, conosco bene Antonella Soracce, professora all'Università di Edimburgo, che insomma sul beneficio del bilinguismo, ma del plurilinguismo in generale, poi so spizzino, so imparare e imparare su sardo finza da PPS e dunque da infanzia, è di fondamento e no, anzi, bisogna beneficio a livello cognitivo e dunque sul beneficio del plurilinguismo lo conosciamo, sono studi scientifici che non narramo noi. Castia, Giuseppe, questo che idea voto in conca è che non questionare su sardo è un macchimini, cioè tenisi un'opportunità di manna, ma non c'è tipo una questione culturale, ma pensa a una questione come e tecnica che ho leso, no? Cioè uno di più bilingui tiene di più capacità di uno di più monolingue. Questa è una predisposizione, non che sia più intelligente, bravo, però bravo. è più predisposto. Perfetto, ma infatti ci vedo su slogan della regione, vedo il più bilingue punti più abistos, che non è proprio gusto, non più intelligente, ma uno di più uscito, cioè di un input tu sei capace di produrre
output in maniera più lestra e differenti. Sì. Conforma un monolingue che mancari è intelligente, mancari è più lento forse in qualunque cosa, ma questo sono esperimenti che sono stato fatto a su manco, esperimenti sono un termine un vago feo da narrare, però effettivamente da tutti i studi scientifici che Sasorace e equipe sua hanno fatto, este proprio in queste poca pizzo questo aspetto proprio dei sospizzinnoso che sono chi fa da una prolimba di tenere una capacità di umana di essere più visto conforme a realtà. Questo è vero, e c'è denai gusto che noi come esperienza e studenti finza sa fortuna di fare un traballo a Tolosa, sa parte spagnola, dunque si questiona su basco. E con questa gente questiona da questa lingua, che è una lingua che viaggia da traballa, impari questa lingua su castigliano, su spagnolo, no? E in quei business più che punti bilingui, multilingui, molti accesti su basco che questionano normalmente ogni giorno, su castigliano che questionano in una situazione più compresa ufficiali, ma poi studiano all'ingresso, tu conosci a perfezione, altre lingue su francese, dunque quando bisi in realtà di questo tipo, ma questi di adesso sono macchimini, non questionai su sardo, poi questo che acontece in tutta Europa, questi su multilinguismo, dunque sa sceda deve avere uno strobo entro uno social che ci via da uno sciopero intre su sardo o su ingresso, ma questo è macchimini, ma questo è macchimini. Deve essere complementare, se si deve integrare uno con l'altro, no uno o l'altro. Ma chiaro, sta ora ci si narra che non più di 4 anni si può tenere 4 registri linguistici in conca, non più di 4 anni. Dunque, questo giovedì non lo fai funzionare, ma dove funzionare con lingua medasa. E poi noi teniamo sospizzino spuro, fai di vizol mio, ma penso un pago tutto sospizzino di un'età desinfanzia nei molgasi che abbaidano metà cose su YouTube e tutorial, cartones animados, che sono finza o in spagnolo o in inglese. Ed è un momento che quando voi bittico a sedate di vizol mio, conosci a volte si prospago desamettate dei termini che conoscono i sospizzino. Vero, e su vantaggio che è questo piuso, sfilo nostro, chi non dusueso strovauso o sciolloccauso dai quando punti vitti che crescenti si indivesano chenza de questo pregiudizio, chenza de questo cliché e dunque sei su da 20 commenti una lingua, ma una lingua normale, una lingua che vuol dire essere imparata in alternativo, in aggiunta a che cosa? Esatta lingua che conosci. Difatti sì. Cioè questo è questo che in Europa funziona di aici. Dunque non c'è sti pruso, non tieni pruso, non c'è sti valori non scientifico a pizzo di questa questione. E questo strobus diventa strobus de vorredda. Bisogno, sì, Tore, che bisogno meta pregiudizio, che meta volta, meta persone si fanno proprio che non conoscono che bisogno normativa in materia di minoria linguistica, che usardo e tutto è tutelato da Sabatrotto Duoso, da legge 26 e che si che educa a beste tutto un iter normativo che ha dato a un riconoscimento ufficiale desusardo, pare in Italia con altre minorie, ma non solo in Italia, pensiamo a Europa, a su mondo e tutto, bisogna mettere realidades e ducas a questa limbasa che erano salvadas e si salvano faidandelas. Un'altra questione è questa però di scrittura al giustamente due di standardizzazione e te pensas a questo proposito che ischimo bene come tanto è inutile a tornare a polemica a puntos di annoto che poi si tutto sos puntos di annoto in una società democratica ha bisogno del diritto di legittimità
questo sia chiaro. Come tenemos come riferimento a LSC, ma potete essere perfezionata, come tutte queste cose, a Ducas a mie puro sul modello Bibbia, verità assoluta, non mi piace. Mi piace che siete sempre in un discorso con un partito democratico, ma su matessi tempo non dobbiamo affidare fino a persone esperte che hanno approntato fino a un standard, in questo caso che è di sicuro utile, può manco tenere un riferimento sul documento si dà dalla pubblica amministrazione casi a sigare. Ecco, te pensi tu, Ettore, della questione di standard, quale utilità potete tenere e fino a si bisogna condizioni se può mezzorare questi standard. Dunque, il pensamento nostro su questa questione è che su sardo devi tenere un standard. Poi le varietà, i punti tutte varietà questionate, oralità, è giusto pensare a tenere, ma questo da quanto vuoi è questo che intendi se ogni dire entro dei bidas, ma altre questioni è che bisogna a scrivere. Su sardo ad umano è stata sempre una lingua orale, no? Una trasmissione orale, dunque non c'è mai stata questa pur si tenemos, vabbè, in sedate di meso, certo. Sa carta di logo, tenemos documenti in basata, eccetera. Però insomma, una tradizione poetica, pure scritta, però tendenzialmente il vero che è proprio entro delle famiglie tramandare questo esatto. Però credo che su standard serve 10, finché si può tenere una visione di unitarietà e finché si può una questione tecnica, questo dove comprendi a tutti, chi decide di scrivere, commenti scrivo in vita mia, e credo che uno che è a 100 km da me tenete finza con alcuna difficoltà. Dunque su standard seberi. Su standard dessa regioni, noi in regione chiaramente il documento deve essere appunto scritto in LSC, che è una lingua di sperimentazione. Credo che questa sperimentazione ad accabare prima o poi appunto 20 anni di sperimentazione, ma che è una polemica per una. Naraso che sarebbe 22 del suo 2018 a intro della sua struttura sua prevede di questa possibilità di tornare a piegare in mano questa questione dessa lingua scritta unica. Chi serve? Poi sono d'accordo, questo tanto fai professori che ne hanno di competenza manna, ma è chiaro che deve essere sempre un traballo come tenai comparsivo, esatto. Questo deve essere se l'SC andata finza sono magari ammodiata in qualcuno avati. Questa è un'opinione nostra che ci via da questa possibilità di mancare se l'SC via finza a risultata prusu cumpria o accettata da gente, però è un traballo che potete tornare a piegare in mano, su voi serve di uno standard scritto, cioè che volete tenere una lingua di serie A, questa deve essere con una struttura ortografica e di scrittura unica. Questo è. Dunque, infatti, Torre Casarrisco è esempio questo da tenere, se facciamo fantomatico locutoresu versus campitanesu, però teniamo finza all'interno del locutoro, del campitano, bisogna variazione. Dunque, non dessimo spruso. No, non abbiamo spruso, certo. Dunque, este finza e poi stiamo affermando finza a livello culturale, dual Sardegna, dual lingua, questo è il rischio che andiamo che la lingua sarda con tutte le varianti sue è una lingua unitaria, non si va da lingua sarda, ma si va da lingua sarda con tutte le varietà sue. Sì, questo sono d'accordo, è una questione che di sicuro andata a meressere un approfondimento. Claro. Tornando a casi un pago serramo sulla questione del sportello linguistico, potrebbe essere un'occasione di tribaglio questo sportello e attualmente preso manco quantos operatori tenires in attivo. Dunque, è un'occasione di traballo, sa sceda esti già, poi essere penso un'occasione di traballo, non sono di bestia più da una situazione di questa. Un anno a oggi, che sbagliano fatto, questa regione gli ha fatto un bando poi indirizzato a enti di formazione, poi da questo che vogliono rilasciare certificazioni,
a un di donante questa possibilità di picciocco su un titolo e caratteristica fissata in submanda e tutto, deve avere una formazione a più su dei operatori, come operatori culturali, operatori di sportello linguistico. Beh, mere di questo picciocco su punti traballenti con noi. Dunque, chi sa pregunta cioè, finza su un'occasione di traballo, la risposta è già, e questa è una dimostrazione pratica che gli operatori con una formazione che precisa a più dessa lingua sarda possono lavorare entro dei sportelli. E noi teniamo come collaborazione teniamo una bintina di picciocchi che l'incuno lavora di ora con noi, che l'incuno è ad incarrerare o a carne, dunque questi finzi sono opportunità. Sì, infatti poi sempre un vago su pregiudizio. Io ti naro gusto, pensa a tempo fa una persona mi annao, tipo, ma è tutto, c'è una questione economica, anche la lingua sarda, cioè si fu di spantante che sono operatori si fu pagato, e sono tribaglio, cioè a tutti i effetti. Infatti devo pure mi sono spantato, si due tenne una professionalità, finza sa operatore in ambito della lingua sarda, è una professionalità che giustamente andata retribuita, pagata come te che si sia tribaglio, no, che è sempre questa concezione o di lavoro socialmente utile come si narra, oppure cioè finza si sminuire questa figura dell'operatore linguistico a pago questa cosa e spero che sia un pago certo, esti un operatore, esti un traballo qualificato, di alta qualificazione, è tutto chi vota una laurea in economia e commercio che non c'entra nulla con questo, poi per me stiamo a scoprire questa lingua, poi da un domo non da mai intendo, dunque non da molto come le uno sa lingua, ma mi sti piace dopo studiare, ho fatto un master, corso di alta formazione, dunque come ti si fa a che non è una professione questa, cioè appunto si studiare e lavorare meda dentro di questo settore, e sono professioni 10 come esatto, certo. E dunque è chiaro che devi finza pagata e retribuita con una posizione contrattuale 10 enti, certo. Sì, difatti, insomma, proprio può tornare sul discorso della normalità che potrebbe essere un tribaglio come altri, o tribagliare in ambito de susardo, che non stiamo soffurando nuda a nessuno come desinare, ma è una cosa, invece è vero che a me dal nara ha bisogno di priorità, se susardo magari è uno che non tiene su tribaglio, è il vero tutto gusto, che poi bisogno di priorità in suo mondo, uno deve papare prima de. Però a suo stesso tempo imparare susardo e fare occasione di cultura di tribaglio in ambito di susardo che renare finza a preservare l'identità nostra e schire chiesemo che finza un discorso di salvaguardare la lingua nostra che se no è andata a morire. Claro. E poi ma Giuseppe, io di nuovo Vincenzo Agosto, cioè esiste di su professori di lingua italiana, poi non può esistere un professore di lingua sarda. Punti ambaduasa linguasa, che in una concezione, in una visione del bilinguismo perfetto dentro questa regione della Sardegna, poi questo non deve essere un ruolo. E stessa stessa cosa, andiamo questa differenza. È solo su numero di faidanti, è chiaro che Susardo viene faidato in Sardegna, però il vero puro che sono preso manco quasi 1,5 milioni o qualche cosa più pago, probabilmente che faidamo Susardo, dunque l'area sardofona. Poi bisogna usare varietà all'oglotta, questa spuru nel diritto di essere preservata e tutelata su da Barchino, su Gaddoreso, eccetera, eccetera. Sì, difatti si devo sommare di accordo con su Ghinarasa che è un professore che insegna da una materia linguistica, potete essere dell'itteras, dell'italiano in questo caso, dell'inglese, ma pensa al sardo, e dunque a fare dare dell'imba letteratura sarda. E questo è un processo che speriamo che in scuola statali, è tutto in capo a no, è chiaro. E poi richiede, questa figura richiede una formazione non da vago, cioè una formazione di anni e anni di studio. Dunque, è una professione, come ti si fa a andare che non è una professione? Sì, difatti sì.
In su mese de Bennalzu di quest'anno, è stata fatta una conferenza di Salim Basarda in quarto e è stata ripetere in occasione, narimoso che beste su 26 de Capodanni, sa die de Salimbasa, sa die europea de Salimbasa, però è stata spostata ma mannato a su 22 de Santuaine de su mese la Damini. Prima pregunta, in su mese de Bennalzu, vabbè, voi presente, una dia poi io non pago so stribaglio, potete fare un resumo di questa die e quale sono i tesi disapprontante po sì, sì. Dunque, in suo mese di gennaio io ho presentato improntato questo attubio che via da gli stati generali via non scettico ma pensa comprendi come si viene muovendo tra lingue dunque ci via su friulano sulla ospite se BVD Cisilino mi pare Cisilino via da in collegamento poi ci via da sta professoressa Antonella Sorace che è in presenza che ha dimostrato insomma è stata un'occasione in manna finché può comprendere commenti tra lingue si punti movia o si punti movendi finché può vai bene le buone pratiche poi non è che devi inventare finché sapere commenti un udretto seguito da qualunque amministrazione, da qualunque sportello di altro luogo e bidi che manca questo può essere finché ripeti in Sardegna, manca sa mattessi soluzione, sa mattessi cioè le aree vinzas a ispirazione o a su manco biere come ti si sono muovendo a la realtà linguistica in Italia claro. Poi c'è stata una battaglia capiata ad un excursus storico narrato a pezzo delle evoluzioni dei vari illesi che punti si chiesa e a capiata sempre Pillonca ha fatto vinzas è chiaro, la lingua di minoria a livello europeo, a livello nazionale e finza con Pier Sandro che ha fatto un giunto a pizzo di questa questione, questo che è acconteso in Sardegna in questi ultimi 20 anni. E questa è una maniera per tenere a lutto sa gente sa questioni della lingua. Occanno e fa sempre un traballo di samatessi misura narauso in su mesi della Damini, però due ancora in carrerendi e dunque c'antessi relatori di importo, studiosi di importo a livello nazionale e internazionale, dunque occasioni per tornare a questionare ancora di bruso di lingua, ma non scetti del susardo, di lingua di minoria, e non hai punti in Europa punti questionata in maniera naturale e questo che a me che mi fa i veli è questo che in Sardegna ancora non arriva questo concetto che in altri luoghi è una cosa normale a questionare una lingua di minoria. Sì. Cioè noi in questione di attualità di imparando una lingua che non è italiana, cioè non si usa questione di folklore di antico, si usa questione di attualità. Dunque commenti biesi si può questionare. Sì, si può questionare e imparare in maniera sì, in maniera veicolare, normale, che poi sul meccanismo, questo esempio questo, finza sposo saldo, come italiano ha alleato prestito da altra lingua, pensiamo bene, fatto finza solo sul programma di filosofia, filosofia è una parola greca e in italiano è filosofia è in sardo, cioè non è che dobbiamo imparare circollocuzione se può narrare beste tutto su confronto, narimoso con altra su matessi termini, come si narra in prolimbasa, filosofi in inglese, filosofie in tedesco. Claro. Dunque non è che dobbiamo insomma scimprare a cliccare chissà quale soluzione alternativa. Ma certo. Potete essere attualizzata e poi, Tore, lo narimo sempre, la lingua sarda proprio è bella, che è bia. Una lingua bia pone finza a neologismo, altri termini che non si impreaini in su secolo golato, faremo esempio, su elettrodomestico sono bivuni in sottigente, o la lavatrice, la lavastoviglie o altre cose, e come si impreano, si mutuano da lingua
o italiano. Ma è una cosa che non so più su fare, cioè che doleso imparare a mostrare una società di questa modernità, e credo che qualcuno vuole non do denisi, ma in cui andies su problema che tu scioperas o un neologismo o finza un prestito linguistico. Ma si scandalizza, una cosa uno purista su purismo linguistico, questa è una cosa che mi va da assustare. Noi, la bellezza è claro che teniamo su termine se finza po' carità di specifico, non possiamo sostituire un termine italiano con a meno che non lo vogliamo entre virgolettas. No, chi c'è su voi sono d'accordo con tu, questo deve essere imparato. Ma chi non c'è un vuoto che ammostra questa situazione e poi ti una situazione ma è un problema che tu imparas un prestito o un neologismo. Sì, infatti in metas questa cosa pure speriamo che a pago da finza a comprendere. E te pensi, attore, della situazione linguistica e sociale della Sardegna deo? La situazione linguistica l'abbiamo vagonata, dunque si ancora a metà del vagare di tribagliare, finza a può fare un vago le ricussenze a sul sardo e tutto, a conterraneos o nostros o desimportanza di usardo e chi non va di scandalo lo vai dare e a tenere finza su un standard di riferimento. Questa situazione sociale come ti è settore Sardegna deo lo pago proprio a livello gasi dei te pensano insomma sul sardo Allora, credo che su sardo questa questione della lingua e questa questione linguistica è capiamo meglio la politica. Dunque si devono sempre dei partiti da uno sciopero politico, cioè su sardo, su sciopero politico per Osmano è questo che tu vuoi in suo statuto della regione che in Sardegna si questiona italiano e su sardo e in 10 dati ufficializzato. Credo che è uno sciopero voti, po' questioni differenti, ok? E questo è uno. S'altro a pizzo di questa questione, cioè commenti sa gente a ricci di su sardo, sa spera mia esti bruschettotu in spiccioccoso, questo su chi denite sa possibilità di girare s'Europa, sul mondo, e di vai vidi, e si andante a cattai, che in altri locus si questiona da più linguas. E dunque sa, cosa che i studenti impari a italiano che su sardo è un'occasione in mano finza sa voi isso può imparare un'altra lingua poi da guarda questa lingua c'è una cultura infatti c'è un mondo c'è una maniera di pensare che è una cosa che si aggiunge a intelligenza a sa capacità di uno picciocco dunque sa spera mia che più tutto siano i spicciocchi i giovani chi scoperti in questa situazione. Io penso che può raccontessi questo. Sì, di fatti sì, e poi Tore, succede finza sul contrario che in metas giovani persone, sebbene pensiamo a momento forse sono catalano, non momento da noi nia, da chi ha imparato su sardo, cioè gente finza si stranza o finza gente della penisola, italiano e tutto, che hanno dentro proprio questo amore, questa passione può imparare su sardo e noi a volte teniamo questa stessa passione e può imparare a limbasa finza al de minoria e tenne questa sensibilità del vero che bighere tempo su è difficile bighere veramente meta però sul meccanismo o su manco su meledio de pedesse curso ultima pregunta che abbiamo a sacabo de esa puntata attore quale Sardegna prospetta sto su benidore finza sa unispera un bagula sa già anticipato ma ite si deve fare finza sposo saldo e può salvare esa limba. Su sardo devi entrare in famiglia, devi entrare bruschetto in scuola, questo è su passaggio fondamentale, cioè devi essere una materia di studio, ma finza una maniera per comunicare, per lingua veicolare entro delle situazioni ufficiali e istituzionali, come in scuola, in cui devi entrare assolutamente. Chi non c'è questo passaggio è difficile a fare bene, spiccioccoso, che questo che tieni in mano
chi può finza maneggiare esti una ina chi può tenni. Chiaro che a depidi denguni poi su passaggio entro dei famiglie è un dritto facile, no? Poi che tu ufficializza in una situazione ufficiale come questa adesso a scuola, su babbo e sa mamma comprendi l'importanza, no? L'importanza di questa lingua. Dunque, devi entrare in questa scuola e poi sa spera mia che questa gente come denai du imparato proprio come il sistema di comunicazione, cioè devi bocare questa bregungia finché devi imparare in situazioni ufficiali, no? Poi perché tutto è questo che firma da sa gente, no? In una situazione ufficiale devo questionare una lingua ufficiale, no? Poi non scelta di pensare che intendi in un'altra lingua, invece proprio a facci manna da doppio imparare, proprio puoi che questa è una cosa che sa partessa e si sa lingua mia, ma penso se italiano è una lingua mia, cioè non è, per me non è una lingua allena. È chiaro che questa lingua abbiamo ma imparato. Ma posso imparare tutte e due, sai? Adesso è una possibilità di manna. Infatti non deve essere posto in termini di contrapposizione, ma di integrazione e di complementarietà. Sì, chiaro. E dunque questa spera è questo. Torna a io penso che tocca a azzaccare in mera a pizzo su questa educazione dei giovani. Poi secondo me i punti donai come tanai devi sagrai per sa Ianna Naras. E speriamo bene, insomma, con questi spera devo veramente torno grazie a Torega e poi este vinza su un argomento che merece del me da approfondimento però ischimo bene che su tempo se per esempio tiranno come tesinara dunque devo torno grazie al dottor Salvatore Sarico che può essere stato ospite nostro buon saluto e buon appuntamento alla prossima puntata. Adioso.